quello che sento io quando vengo qua dentro, sento di essere veramente legato con il sangue, con le ossa, con il mio corpo, con lo spirito a questo posto qua. Ciao ragazzi, le avete viste le mani di Lorenzo? È la prima ragione che mi ha spinto a venirlo a trovare qui nel suo forno, l'antica forneria Bari, un luogo storico perché ha aperto i battenti ai primi anni del 1900 e che ha visto alternarsi al suo interno diverse generazioni della sua famiglia, che badate bene, è una famiglia sì di panettieri, ma anche di artisti e tra poco scoprirete perché. Ma partiamo dal pane, il pane che è l'alimento sacro per eccellenza, il pane che nasce sulla cenere e sulla pietra, perché le origini ataviche di questo antichissimo alimento dicono proprio questo. E quando si entra qui dentro, un po' lo si vive questo spirito originario, questo spirito antico, vuoi per la vetustà del forno, vuoi per i mattonieri frattali, vuoi per la stessa manualità dei gesti di Lorenzo, che richiamano l'umiltà di questo alimento. E per Lorenzo, panettiere e ribadisco artista, entrare qui dentro ogni giorno vuol dire rinfrescarlo quello spirito antico che in lui è stato inoculato fin da giovane perché lo zio Inin era qui sotto che faceva il pane e lui dormiva di sopra, quindi gli è entrato dentro ed è partita proprio da lì la passione che l'ha spinto a continuare a fare questo mestiere. Insomma, è iniziato dormendo la tua avventura. Praticamente sì, perché vivevo qua sopra il forno, perché c'era la casa dei miei genitori e quindi succede che tu cresci in questo ambiente, alla mattina vai a scuola, vieni giù dalle scale, senti il profumo del pane, vai in forno un attimo, cioè vedi tuo zio che è lì che si diverte a fare il pane e tu devi andare a scuola. E allora uscire dalla porta di casa era, diciamo dell'ambiente così, era sempre un po', cioè lasciavi questa ben di Dio alle tue spalle, quindi Certo. ecco, però ecco, è una cosa che hai vissuto da bambino, quindi ti resta dentro, ti tocca lo spirito, ti tocca tutto, insomma. Cioè. Ed è quella che ti ha spinto poi a prendere in mano questa attività? Allora, in realtà io ho preso in mano l'attività perché io sono anche musicista e quindi cosa succede? Che a un certo punto questo forno era un po' dormiente e io ho chiesto a mia mamma, spinto da una poco buona esperienza che ho fatto come assistente agli anziani in uno ospizio, e ho detto ma là c'è un forno che dorme. E ho chiesto a mia mamma se potevo prenderlo in mano io, avevo 20 anni. E mia mamma con una lacrima sul viso mi ha guardato e mi ha detto se tu fai questo mi rendi la persona più felice del mondo. Io già ero musicista e avevo questo sogno di suonare in giro a destra e a sinistra. I primi 10 anni sono stati divisi tra il pane e la musica e difatti sì, suonavo e facevo il pane, suonavo e facevo il pane, e quindi l'ho fatto su misura per me. Cioè facevo il pane per il ristorante, per i miei cugini che avevano la bottega e sono partito piano, un passo alla volta, Certo. diciamo. Passo alla volta. Però poi è diventato... Poi c'è stato un certo punto che io ho capito, dopo essere arrivato anche a un buon livello con la musica, ho capito che era meglio fare il pane. E quindi mi sono dedicato pienamente all'attività. Il tuo prodotto è talmente entrato nella storicità vicentina da essere arrivato addirittura alla Deco. Che cos'ha di diverso? Ma è la singolarità, la storia. È un prodotto che viene fatto così e io sostanzialmente ho preso in mano un'eredità. È un'eredità che ho preso in mano, quindi io ho imparato, ho respirato quel pane lì fatto in quel modo lì, mi è stato insegnato in quel modo lì, porto avanti l'eredità
pan de Bari, che lo chiamano così da 121 anni, da sempre. Pan de Bari è quello lì, è quel pane lì. Quando parlo del pane, mi viene sempre spontaneo pensare alla sacralità che da sempre caratterizza questo alimento nobile. Concetti come spezzare il pane o portare il pane a casa appartengono chiaramente, solo per citare quelli più comuni, ma appartengono chiaramente a un modo di pensare che mette al centro per l'appunto l'importanza che diamo a questo alimento nella nostra vita di tutti i giorni. Ma per Lorenzo c'è anche un'altra singolarità significativa, anzi più di una, perché lui qui dentro produce vari tipi di lievitati, pane e dolci, che sono legati da una, diciamo così, matrice nominale religiosa, perché ci sono delle figure di santi che si abbinano ai suoi prodotti. E adesso andiamo a capire perché. Partiamo da quello più emblematico, Sant'Agostino, che dà il nome alla località nella quale ci troviamo. È una frazione di Arcugnano, alle porte di Vicenza, c'è una splendida chiesa, ed è qui che è partito tutto. Quindi andiamo a capire che cosa vuol dire tutto questo per Lorenzo. Sui grani speciali abbiamo giocato un po' con queste cose perché il grano antico di uno dei pani biscotti che faccio io non l'avevo chiamato io così. È stato chiamato così da Nazareno Strampelli, che era un genetista, uno dei più grandi genetisti italiani, che ha lavorato. San Pastore, no? Il San Pastore, esatto. Perché? Perché si chiamava Abbazia di San Pastore a Rieti, che oggi non c'è più, è diventato un hotel. Ok? Ma c'era questo luogo sacro, si chiamava San Pastore, e il centro di ricerca di Nazareno Strampelli stava lì vicino. Io ho scelto i grani antichi dopo averli provati, perché è primario per me che non è perché il grano è antico. Io il grano antico lo apprezzo se mi dà un prodotto straordinario. E lo è? Lo è. Perché? Perché è una farina più debole. E quando lo fai, praticamente, questi pezzi di pane tendono a rompersi essendo più debole, no? E allora ho detto, lo faccio biscotto, e quando l'ho assaggiato sono rimasto sorpreso perché ha questo retrogusto un po' dolce in bocca che io non avevo mai sentito prima. E mi ha colpito e quindi ho detto, vabbè, proviamo a venderlo, no? Cioè, ho detto, per me questo è un prodotto interessante, ed è andato alla grande. Invece Sant'Agostino richiama il tuo dolce. Sì, quella è stata un'idea bellissima di mio fratello, perché mio fratello, vabbè, ha studiato anche lui in seminario e quindi ha questa sensibilità. E quando si trattava di dare un nome al panettone che producevo, lui è stato fondamentale perché cioè, mi ha dato questa idea. L'antica Forneria Bari è uno di quei luoghi che, come posso dire, fanno territorio, perché sono da sempre un riferimento per la comunità. Attorno ad essa gravitava e gravita tuttora una socialità molto vivace. Per farvi capire, nel presepe allestito nella bellissima abbazia di Sant'Agostino, che è qui a poche centinaia di metri, c'è anche la trattoria Forneria Bari, che è stata inserita come un elemento del presepe. Ci passeranno davanti i pastori sotto la ciuppetta prima di andare ad adorare il bambino Gesù, evidentemente. Ma, e questo è l'altro motivo per cui sono qui, questo non è soltanto un luogo di produzione, oggi lo vedete così, ma dovete sapere che fino a pochi decenni fa, questo era un luogo frequentato nella trattoria che si trovava proprio in questi locali da un pubblico molto speciale, richiamato da un'atmosfera magica, ed era un pubblico fatto di gente, fatto di persone di cultura, artisti, musicisti, letterati, insomma un'aura che proiettava questo posto in un'altra dimensione, la dimensione artistica, dalla quale lo stesso Lorenzo è stato inevitabilmente contagiato attraverso i racconti di Bice. Perché Lorenzo, dovete sapere che voi lo vedete così, lo vedete così, e lo vedete anche così. Sicuramente il musicista, quella è una cosa che mi porterò
fino alla fine dei miei giorni, perché è partito quando avevo 8 anni. Questo amore per la musica e questa passione sfrenata, cioè gli altri ragazzi giocavano a calcio, io mi mettevo sul pianoforte, insomma, non avevo altre. E lì quello è un po' quello che si può chiamare talento, insomma, no? Hai questo talento e cosa ne fai? Io ne ho fatto qualcosa, nel senso ho cercato di alimentarlo, di farlo venire fuori, di studiare, di darmi da fare. C'entra qualcosa in questo il cenacolo? Beh, allora il cenacolo c'entra nel senso che dopo, quando cresci e vieni a sapere cosa succedeva dentro questo panificio e che si trovava un cenacolo di artisti, cioè cominci a innamorarti ancora di più di tutto questo, insomma. Questo cenacolo era stato messo assieme da Don Federico Mistrorigo in primi anni del Novecento. Era un parroco qui di Sant'Agostino? Sì, era un parroco qua. Aveva necessità di fare i lavori all'abbazia e quindi doveva attirare i mecenati. Di che anni parliamo? 1915, 16, da lì in poi, ok? Certo. Doveva sistemare l'abbazia e quindi doveva attirare i mecenati. E che idea ha avuto? Metto insieme un gruppo di artisti e di intellettuali e ha creato lui il cenacolo. Che si riuniva qui? Allora si riuniva in canonica, ma dopo il parroco, per farli stare felici e contenti e fare gruppo, li portava qui, all'osteria di mia nonna, all'antica forneria Bari, e mia zia Bice li intratteneva suonando il mandolino. E lì c'era Ubaldo Oppi, pittore bolognese, Adolfo Giuriato, poeta, Checco Elsi, flautista della Fenice, Zanetti lo scultore, qualche altro giornalista, adesso non li ricordo tutti, ma erano un bel gruppo e si scrivevano con Parigi e tutte queste storie, parlavano di filosofia e si trovavano qui in panificio di lunedì e le hanno chiamate lunediadi. Sembra uno sport. Le lunediadi. Fare il pane, visto che parliamo di musica, eccetera, fare il pane è una forma di armonia? Beh, è un'arte. Fare il pane è un'arte e una scienza. È una scienza perché ci sono materie scientifiche che entrano in gioco, ma è anche un'arte perché il pane è una cosa viva. E tu quando entri qui dentro cosa senti? Quello che sento io quando vengo qua dentro, sento di essere veramente legato con il sangue, con le ossa, con il mio corpo, con lo spirito a questo posto qua. Cioè, io non riuscirei proprio a fare altro. Ci sono i santi, come abbiamo visto, e ci sono anche i pellegrini. E questo è il pane del pellegrino che ha un valore, un significato particolare, vero Lorenzo? Certo. Questo pane è stato prodotto in collaborazione con i frati di Servi di Maria di Monteberico e per fare questo pane si usa il farro spelta di Sovizzo. Sovizzo è il paese nativo di Vincenza Pasini, colei che ha visto la Madonna a Monteberico e quindi Monteberico esiste per le sue visioni e la sua santità. E quindi cosa c'era di meglio di fare un pane col farro di Sovizzo per farlo diventare il pane del pellegrino? E quindi i frati mi hanno chiesto di fare questo. È per il giubileo questo? Sì, Giubileo 2026, Giubileo mariano del 2026. Complimenti, veramente complimenti. Ascoltami, d'accordo i pellegrini, d'accordo il valore, però immagino che anche i pellegrini mangiano, quindi magari una sopressità. Lo so, ma io mi aspettavo che con tutti quelli che conosci tu me la portavi tu. Cioè, dovevi portarmi la soppressa per... Va a farti la suonata, dai.